Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. In Calabria sono state 600 le richieste presentate per il reddito di cittadinanza. A Cosenza, Crotone e Cirò Marina i picchi più alti. A Dinami, il comune più povero d'Italia, nessuna domanda. Il ministro della Salute Grillo boccia la sanità calabrese, situazioni ai limiti dell'umano. Valutiamo l'invio della protezione civile, stilato l'elenco delle aziende che presentano forti criticità. Le ruspe hanno completato l'abbattimento della baraccopoli San Ferdinando, ma resta il problema della sistemazione dei migranti. Resterà chiusa per 2 mesi la galleria Santo Marco che collega le stazioni di Cosenza e Paola, nuovi disagi per i viaggiatori. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri a Siderno per sfruttamento della prostituzione, procurava clienti alle prostitute. Parte con successo la campagna di prevenzione del tumore al seno nell'ambito del progetto Obiettivo Donna, oltre 80 le richieste pervenute all'Annunziata. Ancora buonasera, dunque l'avete sentito, 600 richieste per aderire alla nuova misura del governo giallo-verde, il reddito di cittadinanza, tanta attesa. Ieri abbiamo raccontato delle file, anche se con grande ordine, grande pazienza da parte di utenti e operatori, nei CAF soprattutto. Ci sono state anche 40.000 richieste inoltrate tramite le poste, qualche problema con la richiesta online, ma tutto si sta svolgendo nella massima correttezza. Ebbene, continueranno queste giornate di richieste e poi si entrerà a regime questo sistema quando verranno esaminate le domande e ci saranno le prime risposte. Sentiamo. Crotone, Cosenza e Cirò Marina sono le città calabresi dove fino ad oggi sono state presentate più domande per il reddito di cittadinanza. Ecco la situazione al CAF della città pitagorica. Uomini e donne pazientemente aspettano il proprio turno per presentare la domanda che consentirà di accedere alla misura varata dal governo. Si spera appunto di ottenerlo, speriamo questo. Sono da 5 anni che non lavoro. Speriamo che sia tutto vero. Nel giorno del debutto del reddito di cittadinanza però in Calabria, regione fanalino di coda dell'economia con un tasso di disoccupazione che ha superato il 22%, non c'è stato il temuto assalto ai CAF e agli uffici postali. C'è poi il caso emblematico e paradossale di un piccolo centro del Vibonese, Dinami, un paesino di circa 2.000 abitanti che ha il reddito pro capite più basso della Calabria, dove però nessuno finora ha chiesto il reddito di cittadinanza. Nel comune più povero d'Italia nessuna fila ai CAF o agli uffici postali. Anche il reddito di inclusione a Dinami è stato tra l'altro utilizzato da non più di 7 persone. Allora, come stanno le cose? Se lo chiede anche il quotidiano La Repubblica, che ha realizzato un reportage proprio a Dinami per scoprire che la questione sarebbe più che altro demografica e di spopolamento. Qualche giovane che avrebbe diritto al reddito di cittadinanza forse c'è, ma con la pensione dei genitori o dei nonni o qualche lavoretto vario riesce comunque ad andare avanti. Gli altri continueranno invece ad andarsene dal paese. C'è poi il sommerso e le giornate lavorative in agricoltura e così Dinami, forse, è il paese più povero d'Italia, ma solo sulla carta. Adesso la questione sanità con la visita del ministro Grillo, che oggi ha rilasciato altre dichiarazioni che hanno creato scompiglio nella politica calabrese. Dure le dichiarazioni della Grillo, che ha detto stiamo valutando l'invio della protezione civile, e poi a Palmi i medici chiedono ospedale da campo con 300 posti letto, e poi ha parlato di condizioni ai limiti dell'umano per quanto riguarda la sanità calabrese, stilando poi una mappa degli ospedali e delle situazioni più critiche. Naturalmente non sono mancate le reazioni, come abbiamo detto. Cominciamo da questi 2 servizi. Portare la sanità finalmente dalla parte dei calabresi. Con questo slogan il ministro Giulia Grillo si impegna a promuovere nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto straordinario con misure importanti per un cambiamento senza se e senza ma. Siamo tutti calabresi, i cittadini della Calabria non possono pensare di essere soli. Lo Stato deve essere al loro fianco. A poco meno di 24 ore dalla conferenza stampa in prefettura a Reggio Calabria, la Grillo affida ai social come sua abitudine la strada da seguire per migliorare una sanità che lei stessa ha definito da incubo. Noi abbiamo l'ASP di Cosenza che chiude con meno 32 milioni di disavanzo, l'ASP di Crotone con meno 32 milioni di disavanzo, l'ASP di Catanzaro con meno 40 milioni, l'ASP di Reggio meno 22 milioni, l'ASP di Vibo in pareggio perché non eroga servizi, non perché sono bravi.
L'azienda ospedaliera di Catanzaro ha chiuso con meno 28 milioni, l'azienda ospedaliera del Policlinico 21 milioni, Reggio Calabria meno 14 milioni. Abbiamo 244 unità di personale sanitario in meno rispetto al 2017, nonostante fossero stati sbloccati 1000 posti per assumere medici, quindi un quadro che definire allucinante, da incubo. Fra le aziende ospedaliere che presentano forti criticità non figura quella di Cosenza, che il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Abruzzi, Achille Gentile, sottolinea è una delle poche virtuose. L'azienda ospedaliera dell'Università di Cosenza è un'azienda sana, abbiamo i conti in equilibrio e tutte queste attività che espletiamo li facciamo anche con una proiezione del risparmio, perché il paziente affetto da una tale patologia poi dovrà venire da noi a curarsi, quindi noi preferiamo fare la prevenzione anziché subentrare una fase successiva alla cura. 127 i milioni di debito in Calabria e, ha detto il ministro, bisogna mandare a casa chi ha sbagliato. 127 milioni di euro è il debito consolidato regionale di tutte le aziende, bisogna poi capire un po' le cause, il perché è stato determinato di tale importo, insomma. Fin qui le parole del ministro Grillo, ma dopo la conferenza a Fiume non sono mancate le polemiche. Sentite come ha replicato la deputata del PD Enza Bruno Bossio circa il blitz istituzionale del ministro della Sanità. Sono 10 anni che la Regione Calabria è commissariata per quel che riguarda la spesa sanitaria. La spesa sanitaria da 10 anni è in mano al governo e il governo ha nominato dei commissari e da ultimo il commissario è stato nominato anche dalla ministra Grillo, quindi la ministra Grillo non può non sapere che è lei che gestisce la sanità calabrese tramite il commissario. E la domanda è: che cosa ha fatto in questi mesi se non invece continuamente polemizzare con il presidente Oliveri e la Regione Calabria, che non c'entra niente? Anzi, la Regione Calabria sta denunciando che in questi 10 anni appunto sono aumentati i costi e non sono migliorati i servizi. Allora, invece di fare il bullismo istituzionale, la ministra Grillo faccia l'unica cosa che si aspettano i calabresi: ridare la sanità in mano agli organismi democraticamente eletti, cioè la Regione Calabria, il Consiglio regionale, la Giunta regionale. Parla di bullismo istituzionale Enza Bruno Bossio, parla di imbarbarimento istituzionale invece il presidente Oliverio, che dice la sua su quanto ha detto e quanto ha fatto in questi giorni il ministro Grillo. Non ci sono altre parole. Oliverio dice: si annunciano decreti speciali in sfregio a elementari dettami costituzionali, forse anche per coprire ormai evidenti incapacità di governo. Si prosegue in una logica di pura propaganda, che in Calabria lo stato dei servizi sanitari sia inadeguato, insufficiente, in alcune situazioni drammatico, lo denunciamo da anni. Nessuno ha ascoltato il nostro accorato appello, né i governi di ieri né tantomeno quello di oggi. La ministra Grillo è stata da me sollecitata più volte ad attivare un tavolo istituzionale sulla sanità calabrese, ma non abbiamo mai avuto risposte. È grave che la ministra faccia finta di non sapere che la Calabria è commissariata da 10 lunghi anni, questo è il concetto espresso dalla Bruno Bossio, e che l'attuale governo regionale, sin dal suo insediamento, è stato volutamente estromesso dal governo della sanità. Ci sono altri argomenti, altre parole dette da Oliverio, abbiamo sintetizzato il suo concetto, il suo pensiero. Intanto completato a San Ferdinando lo sgombero della baraccopoli, sono 932 secondo il Viminale i migranti che resteranno nella nuova tendopoli, una struttura sicura per chi non vuole lasciare la regione. Il ministro Salvini ha detto: è stata cancellata una delle più vergognose baraccopoli d'Italia. Vediamo. Le ruspe al lavoro anche oggi a San Ferdinando, completato l'abbattimento delle baracche, rifugi di fortuna, ormai cumuli di rifiuti. Qui hanno dormito la notte scorsa gli ultimi 200 migranti, gli irriducibili che stamattina hanno però abbandonato il sito come gli altri. Il Viminale fa sapere che la presenza stimata degli immigrati era di 1592 persone, di queste 200 sono state trasferite negli SPRAR e CAS, circa 460 si sono spostate volontariamente e 932 restano nella nuova tendopoli. I migranti, zaini in spalla, qualche valigia, il futuro comincia uno davanti all'altro, in fila c'è chi vuole restare. Io lavoro qua, c'è contratto qua, io non posso vai attrappato, capito? Perché io lavoro qua, io c'è contratto qua.
della Bedonville. Restano tra i detriti stoffe colorate, brandelli di vita, la paura del freddo, 3 morti, un quotidiano fatto di condizioni inumane, un'area che sarà bonificata cancellando una vergogna tollerata per anni. La nuova tendopoli, fa sapere il Ministero, è attrezzata con la presenza di servizi igienici e vigilata, un'alternativa civile per i migranti. Dopo anni di chiacchiere, ora sono arrivati i fatti, lo dice in una dichiarazione Matteo Salvini. Ringrazio, conclude il Ministro, chi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato, a partire dal prefetto. Allora noi per la settimana prossima io ho già convocato una riunione in prefettura, perché quelle misure di cui noi abbiamo evocato, anche con la regione che ringrazio, la città metropolitana che ringrazio, io auspico che quanto prima possano essere attuate. Parliamo dell'aeroporto di Crotone, vertice istituzionale in prefettura, quasi nulla di fatto per quanto riguarda le strategie a lungo termine per lo scalo aeroportuale. Quale futuro per l'aeroporto di Crotone? Dal vertice in prefettura non è arrivata nessuna risposta. Il tavolo era stato convocato dal prefetto su richiesta del Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, ma all'incontro era assente il principale interlocutore, ossia il responsabile della SACAL, Arturo De Felice. L'incontro era stato sollecitato proprio per conoscere i progetti che la società ha sullo scalo pitagorico, ma dopo 2 ore di confronto risposte non ne sono arrivate. SACAL oggi è stata la grande assente, è stato mandato un delegato che purtroppo, oltre a elencarci i voli che sono attualmente attivi su Crotone, non ha fatto nulla, per cui è come se avessimo letto il sito della Ryanair. Siamo molto amareggiati perché il Presidente Felice doveva cogliere l'occasione importante di un tavolo istituzionale e non l'ha colta. Ho precisato questo argomento che per me è fondamentale. SACAL e la Regione devono venire a Crotone per parlare di come Crotone deve essere collegata al resto del mondo. Il sindaco di Crotone dal canto suo ha precisato che SACAL sta facendo la sua parte per quanto riguarda i voli per Bergamo, Bologna, Norimberga e che ci sono rassicurazioni sul fatto che i voli nazionali proseguiranno anche dopo l'estate, ma al momento quello che manca, ha aggiunto il sindaco, è la certezza sul futuro a lungo termine dello scalo. Ci saremmo aspettati oggi di cominciare a sederci per capire, secondo quanto statuito dal governo con gli oneri di servizio, quanto sta facendo la regione, quanto stanno facendo tutti, compreso le amministrazioni locali, capire se si riesce a fare quel passo in avanti in più, capire se c'è la possibilità di mettere questo benedetto volo per Roma, capire se c'è un piano industriale per sviluppare l'aeroporto. Oggi queste sono le risposte che purtroppo non abbiamo avuto. Non c'è pace per i viaggiatori calabresi, neanche quelli che scelgono il treno. La tratta Cosenza Paola, la Galleria Santo Marco richiude per 2 mesi, altri disagi non necessari dei lavori evidentemente. È una specie di incubo la Galleria Santo Marco che collega le stazioni ferroviarie di Cosenza e Paola, nel senso che non c'è pace. Ogni 2 giorni su 3 risulta impraticabile per una serie di motivi che vanno dalla normale manutenzione alla necessità di verificarne la struttura. Ebbene, adesso ci risiamo perché si è deciso di chiuderla, quindi niente treni in transito per 2 mesi. Una fregatura per i tanti viaggiatori costretti ad utilizzare i bus navetta. Ora, immaginate i disagi dei pendolari costretti ancora una volta a fare i conti con la difficoltà di raggiungere il posto di lavoro, ma quando finirà questo stillicidio di provvedimenti che interessano la Galleria Santo Marco? E chi lo sa, al momento prendiamo atto della decisione assunta e speriamo che presto si scriva la parola fine a questa lunga, difficile e complessa situazione. Andiamo a Vibo, strategie in vista delle prossime elezioni. Vibo Valentia si prepara all'appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e già si delineano gli schieramenti, con i grillini pronti a fare da soli, il centrodestra compatto su un candidato comune e il centrosinistra ancora dilaniato in cerca di identità e candidato. E però un primo candidato a sindaco scende in campo ufficialmente, presentandosi in conferenza stampa affiancato dai promotori delle liste a sostegno. Si tratta di Stefano Luciano, già presidente del Consiglio Comunale nell'ultima consigliatura, leader di un gruppo, Vibo Unica, che in una prima fase ha appoggiato l'allora sindaco Costa, ma poi se ne è allontanato, divenendone un fiero oppositore fino alla sua caduta, con il conseguente commissariamento ed elezioni anticipate. Vibo vive un momento particolare ed è necessario lo sforzo di tutti affinché si possa creare una coalizione forte dal punto di vista politico e dal punto di vista amministrativo. Nessuno, e intendo le forze politiche, nessuno da solo
è oggi nelle condizioni di poter mettere in moto un processo virtuoso che possa dare a Vibo un ampio respiro e un forte sostegno per un programma credibile. La presenza di molti giovani. Sì, i rappresentanti delle liste sono tutti giovani perché abbiamo bisogno di novità per dare l'idea che c'è una forte discontinuità con il passato, ma questo non significa che rinneghiamo l'esperienza di chi ha qualche anno in più di noi. Il giovanilismo fine a se stesso non serve, però oggi si è dato realmente l'idea che questa è una coalizione che rappresenta una novità nello scenario politico attuale e che si contrappone invece a coalizioni che non esprimono nulla di nuovo, e quando non si esprime nulla di nuovo non c'è niente di positivo all'orizzonte per il futuro. E restiamo a Vibo perché nel frattempo la rottura di 2 condotte sta creando disagi in città. Chiuso per mancanza d'acqua è il cartello comparso su alcuni esercizi commerciali di Vibo Valentia, dove 2 guasti ad una condotta, verificatisi nel giro di 24 ore, hanno provocato una drastica riduzione dell'erogazione, che ha costretto il commissario prefettizio Giuseppe Guetta a chiudere, per oggi e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'ente riferisce di aver appreso di tale oggettiva condizione soltanto in seguito a contatti telefonici con la Sorical, la società che gestisce gli acquedotti calabresi. Disagi anche nelle abitazioni, negli uffici e nelle attività commerciali, particolarmente colpite quelle di ristoro. Molti bar del centro hanno lamentato problemi e segnalato che l'acqua delle autoclavi è prossima ad esaurirsi. Chi non ne è munito non ha potuto fare altro che chiudere. Un ristorante ieri sera ha dovuto disdire le prenotazioni. A rischio anche importanti strutture, l'ospedale, la scuola di polizia, la casa circondariale. L'emergenza però dovrebbe rientrare domani. I nostri 100 secondi con altre notizie di cronaca. I finanzieri della tenenza di Tropea hanno scoperto 12 lavoratori in nero in un campo di raccolta della cipolla rossa di Tropea Adriatico coltivato da un'azienda agricola della zona. I 12, tutti di nazionalità bulgara, erano impiegati nella coltivazione in assenza di un regolare contratto di lavoro. All'imprenditore è comminata una maxi sanzione da 36.000 euro. Aiutava le prostitute a trovare i clienti. Un 60enne è finito in manette. L'uomo è stato arrestato dalla polizia a Siderno. Dovrà rispondere del reato di sfruttamento della prostituzione. Il provvedimento emesso dalla procura di Locri. 2 latitanti di 'ndrangheta sono stati arrestati a Madrid dalla polizia spagnola a conclusione di indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Rosario Grasso, 37 anni, e Giuseppe Di Marte, 31, sono ritenuti elementi di spicco della Costa Cacciola Grasso di Rosarno. Erano ricercati dal luglio 2018, quando erano sfuggiti alla cattura nell'operazione Ares. Arrestato dai carabinieri il presunto responsabile dell'incendio di 3 negozi nel villaggio Palumbo a Cotronei. Si tratta di un 55enne già noto alle forze dell'ordine che è rimasto ustionato nel rogo ed è stato ricoverato nell'ospedale di Catanzaro, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica di Crotone. 2 auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa notte a Sellia Marina. 5 i feriti soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Parte con successo la campagna di prevenzione del tumore al seno nell'ambito del progetto Obiettivo Donna, oltre 80 le richieste che sono pervenute all'Annunziata di Cosenza. È iniziata oggi e si concluderà sabato 9 marzo la campagna di prevenzione del tumore al seno nell'ambito del progetto Obiettivo Donna, promosso dall'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza e fortemente sostenuto dal prefetto Paola Galeone, che ha ufficialmente dato il via agli Open Days. Le mimose lasciamole sugli alberi, quello di cui hanno bisogno le donne è ben altro. C'è bisogno quindi di iniziative molto importanti, anche perché spesso, specie per quanto riguarda la
prevenzione veramente ha degli effetti notevoli, possiamo realmente, oggi vedremo anche, salvare delle vite, perché nel momento in cui oggi ci accorgiamo che qualcosa non va, allora automaticamente partiranno anche gli ulteriori interventi. È importante perché spesso proprio la donna, ecco, non perché sia più fragile, proprio perché la donna spesso è mamma, è lavoratrice, e allora la frase "lo farò domani" è una frase che spesso viene utilizzata, e quindi credo che questa iniziativa possa spingerci a impegnarci un attimo di più. Quasi un centinaio le richieste pervenute per effettuare le visite senologiche, un boom di richieste che ha portato all'apertura di un secondo ambulatorio per permettere alle equip dell'unità di senologia e radiologia di soddisfare le istanze degli utenti. Questa attività di prevenzione rientra nell'attività LEA, quindi un'attività precoce che costa all'azienda €1, può guadagnare, può far risparmiare in seguito €3, perché sicuramente è più complesso intervenire in una fase successiva. Noi continueremo l'iniziativa fino a quando non soddisferemo tutte le richieste. Anche stamattina stanno arrivando richieste, man mano che vengono noi garantiamo tutta la prevenzione. Abbiamo garantito H12 l'apertura dei 2 ambulatori e abbiamo tutto il personale della unità operativa dipartimentale di senologia sarà impegnato a questo tipo di indagine. E adesso è stata presentata in Regione la 6ª edizione del progetto Sorrisi, è un'iniziativa per consolidare il rapporto dei bambini con la scrittura e la lettura. È nato nel 2013 per promuovere contenuti editoriali innovativi rivolti ai bambini degli istituti comprensivi calabresi. Si tratta del progetto denominato Sorrisi, promosso dall'Associazione Fantasia e finanziato nell'ambito del Piano per il diritto allo studio della Regione Calabria. L'iniziativa presentata nella sede della cittadella a Catanzaro prevede che ogni storia illustrata che sarà realizzata dai piccoli scrittori in erba verrà pubblicata sul portale www.progettosorrisi.it. La collaborazione fra le classi coinvolte inoltre favorirà l'inclusione tramite la conoscenza dell'altro, con l'obiettivo finale di supportare i ragazzi nella realizzazione di una storia originale scritta a più mani. Coinvolge 5 istituti comprensivi calabresi, uno per provincia, e che è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria. L'obiettivo è quello naturalmente di a far avvicinare sempre di più i bambini alla lettura, perché è una priorità che noi ci stiamo dando come Regione nell'ambito delle politiche scolastiche, quello della valorizzazione della lettura, però anche di dare loro la possibilità di sperimentare se stessi attraverso laboratori di scrittura creativa. Il progetto partirà da marzo sino a maggio di quest'anno e l'associazione si è offerta di fornire gratuitamente supporto tecnico tramite videotutorials, chat dedicate, email e videoconferenze alle quali parteciperanno autori, illustratori grafici e lo staff dell'associazione. Prima di tutto seguiranno i tutorials settimanalmente, dopodiché avranno possibilità di interagire con lo staff dell'associazione in dei giorni prestabiliti, sia telefonicamente per le insegnanti, sia tramite le chat e i forum che noi mettiamo a disposizione sul portale. Non si hanno più notizie dallo scorso 24 dicembre di Giuseppe Arabia, 80 anni, lo vedete nella foto, pensionato che vive a Sant'Ippolito, una frazione di Cosenza, insieme alla figlia, il genero e il nipote. Intorno alle 6 del giorno della vigilia di Natale, come sua abitudine, è uscito di casa per prendere l'autobus che porta in città. Un'ora più tardi è stato visto fare colazione in un bar di Piazza della Riforma, ma poi a casa non ha fatto più ritorno. Ha con sé documenti personali, non il cellulare, tanti gli avvistamenti, ma al momento non si sono trovati riscontri concreti. La famiglia ha chiesto di far sapere alle forze dell'ordine se qualcuno ha avuto modo di incontrarlo, perché sono trascorsi poco meno di 3 mesi e Giuseppe Arabia si sono perse le tracce. Questa è la foto dell'uomo che è scomparso appunto dal 24 dicembre, ultimo avvistamento in Piazza della Riforma a Cosenza, un'ora più tardi, quindi alle 7 del mattino del 24 dicembre, ha fatto colazione in un bar, poi si sono perse le tracce. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Come anticipato nelle puntate precedenti, la nostra regione continua ad essere interessata da una fase stabile e temperature gradevoli. In particolare nei valori massimi, che nei prossimi giorni, sebbene in leggero calo, risulteranno comunque di alcuni gradi al di sopra delle medie del periodo. Domani cielo sereno ovunque, tuttavia nel corso della giornata il transito di nubi alte potrebbe causare parziali e totali coperture, ma senza fenomeni. Temperature stazionarie e un leggero calo. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari mossi ad esclusione del golfo di Corigliano e Santa Eufemia, che risulteranno poco mossi, con venti deboli di direzione meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.